Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Roberto Ru. Roberto l'ho conosciuto molti anni fa in occasione di problemi che avevo con dispositivi come cellulari e computer ed è il mio punto di riferimento per ogni problema che non so come risolvere. Lui spazia dalla meccanica all'elettronica ed entra dentro il problema, diciamo, a gamba tesa, lo deve risolvere a tutti i costi ed ha tante competenze molto interessanti. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Eccolo, ciao caro. Allora, cinquantenne, auguri me dal ne sento vivo. 25 però. Oh, bravo. Allora, Anche tu la dashcam? ma che dashcam? Un'altra storia, te lo metti questo? Metto. Cos'è? E cos'è? Un GPS. Un altro? No, da te non me l'aspetto questo, eh. Ma non ho neanche Che sei un cazzo. non ho neanche gli occhiali. Hai caldo? Sì, lo sai che ho Toglitelo. Non Però hai gli così occhiali? sembriamo vestiti uguali. C'è, pazzesco. Hai visto? Vabbè, tu sei un po' più narino, no? È blu, è blu. No, è blu. Questo è un blu più... È un blu sportivo. Questa è l'affinità che abbiamo. Hai visto? Affinità elettiva. Io l'ho sempre detto. Minchia se l'ho sempre detto, maledetto, che non sei. Quindi è un microfono. Allora, questo è un microfono. Che cazzo ti sei inventato, Francia? Ti va bene? Certo, a me Allora. va bene tutto, lo sai che io sono sportivo. Ma sei sicuro? Non so Stai neanche attento a quello che dici, non devi dire tutto niente. quello che dirò sarà usato contro di me. Mettiti Se comodo, lascio- più indietro col sedile forse. Sono No? piccolino. Allora, facciamo una passeggiata. Metto un attimo il muto qui nel telefono perché Bravo, ci bravo. Sei un Via, signore. buttiamolo, via. Quindi, Facciamo una passeggiata. è tipo karaoke, quelle cose possiamo anche cantare. Sì. Vabbè, questa è una specie di podcast video, vodcast, l'ho chiamato vodcast. Praticamente intervisto persone normali, tu non sei normale, semplice. Te lo stavo Tu sei per dire, hai sbagliato persona. normali nel senso non famose, non No, necessariamente. allora, aspetta, non famosa, dai. No, allora facciamo così. Non note al pubblico più vasto, però tu Ok. siamo tutti famosi. Per fortuna, direi. Per fortuna, bravo, per fortuna. Quelli giusti, dai. Andiamo. Quindi, no, raccontami di questa. Allora, questa cosa è un video podcast che niente, sto praticamente realizzando, incontrando persone che ovviamente piacciono a me innanzitutto. Non dicevo non famose perché molti fanno un sacco di trasmissioni intervistando diciamo persone più famose perché vogliono Decisamente non sono una persona più famosa, ma neanche famosa, aiuto. affamata che sono. Sei affamato, siamo tutti affamati. Vabbè, questo lo dico in termini molto generali, a livello di audience cercano le persone note perché così fanno più audience appunto Audience. e quello vabbè io non lo giudico, è una cosa che ognuno fa quello che gli pare, ma niente, mi piace l'idea di ascoltare storie, queste storie mi riempiono a me innanzitutto e magari possono anche essere piacevoli perché le racconta. Io sono un cantastorie, lo sai. Lo so che Quanto tempo abbiamo? Un'ora, boh, Troppo poco. dobbiamo stringere, essere veloci. Chiudiamo. Come stai innanzitutto? Bene. Allora, siccome prima di questo incontro io metto un incipit, una presentazione, cioè sai quante ripetizioni ho fatto? No. 15, mi fa impazzire tu, perché ogni volta che ne dicevo Cioè, una 15 ripetizioni, cioè praticamente tu hai registrato 15 volte 15 volte una presentazione Buongiorno mia. a tutti, sì. C'è da dire un cazzo su Mi ha fatto si possono un- dire le parolacce a Sì, si proposito, possono zio, dire, perché io non tante, perché ho dovuto No, anche no. spuntare. Sono sempre un signore. Ascolta, ho Mi dovuto. dicevi mi mettevo più bellino. Che cosa? Me lo dicevi, mi mettevo più bellino. Non ti ho detto nulla apposta, volevo la spontaneità, il fatto che ti ho detto andiamo a fare una passeggiata e tu mi a fare che cosa? Non ti preoccupare, facciamo una Tra passeggiata. l'altro sono devastato perché ieri c'era la cena della palestra
Oddio mio. Quindi, a che ora è finito? No, abbiamo finito presto, ma quello che ci siamo mangiati è quello che ci siamo bevuti della palestra, ovviamente. Aiuto, proprio in palestra le cene sono le peggiori. Sì, sono quelle dei colleghi del calisthenic. Ah, fai calisthenic. Sì. Cos'è calisthenic di preciso? Calisthenic è una disciplina corpo libero. Ok. A volte si usa anche il carico, anzi quando inizi ad avere un certo livello usi anche il carico. Cioè Ed è inizi molto- utilizzando il tuo carico. Io ho fatto tanta palestra e ti devo dire la verità, sport come questo non l'avevo mai provato. Ho fatto kickboxing per anni, tantissimi anni di kickboxing, però Kickboxing? sì, è bellissimo sport, consiglio a tutti assolutamente, anche perché è da disciplina, però questo è diverso. Poi ho fatto sala pesi, ho fatto CrossFit e mi sono rovinato. Anch'io, mi associo. La spalla, proprio 2 anni fermo. Il calisthenic mi ha dato, come dire, ti ringiovanisce. Davvero? Ti ringiovanisce perché tanto sfrutti il tuo corpo, il peso del tuo corpo. E poi non lo so se sono capitato nella palestra giusta con l'istruttore giusto, però non ti fai male, non ti fai questo è male, fai degli esercizi che ti aiutano ad allungare i muscoli, le ossa, diventi molto più forte, non più grosso ma più forte. Più forte. Ma senti, Molto- a livello di primo step, cioè iniziarlo è faticoso? o Iniziare è è graduale? sempre faticoso. È tutto faticoso, È sempre faticoso perché tanto devi conoscere le tue possibilità, devi capire i tuoi limiti. Mhm. E in questo è molto importante il coach, perché se ti segue bene Non fai riesci, scemenze. sì, non fai le solite 2 giorni di palestra e poi te ne vai praticamente. E poi sono molto Rinunci. stimolato perché lo sto facendo con mio figlio. Wow, che figata! Alessandro a fine 16 anni non aveva mai Fatto palestra, fatto cioè, palestra, fatto mosso un muscolo, niente, proprio. Quanti Lui anni ha, scusa, a adesso? 17, Ah, bellino. lui è iniziato mi pare a giugno o a luglio, è cambiato completamente, molto più sicuro di sé, fisicamente. Poi Anche adesso qui. sta caricando, facciamo i pull up che sono una trazione alla sbarra. E lui Spiega ca- le cose perché e noi lui, qualcosa la capisco. lui carica, si mette i pesi già con la cintura E si tira dalla e si sbarra. tira su, fa 5-6 ripetizioni, cioè, Pazzesco. Guardate che farne anche solo una, è ma allucinante. sai cos'è? Fa bene alla testa, ti dà sicurezza, fa proprio bene e dormi meglio. E dormi meglio. Esatto. Bello. Il problema nasce quando fai la cena prima della lezione, quindi non ci abbiamo lezione. A che ora andate a lezione? E alle 7:30 iniziamo e alle 8:30 finiamo, quindi poi ci Devi sarà tutta la mangiare giornata dopo. lavorativa. Di mattina, scusa? No, di sera. Ah, di sera, Ci sarà ok. tutta la giornata lavorativa, arriviamo distrutti, lui poi oggi esce tardi da scuola, esce alle 2, tempo di arrivare a casa, si mangia alle 3, insomma, e questo è quanto. Però bello. Cuore di babbo. Parlare del Sì, figlio è sempre sì, una la cosa più meraviglia. bella che ho fatto nella vita. Wow. E poi mi sono anche divertito a farlo. Ma vai a fare. Scusate. È un atto così, è un momento, è un attimo. Sì. Noi maschietti facciamo la parte divertente. Attento, poi dopo è un casino. E dopo un casino. Porca miseria. Non c'è giorno che io, ti dico la verità, non sia preoccupato soprattutto per come abbiamo il mondo, come sta. Non ci pensare, Ciccio, no, non meglio ci non pensare. pensarci assolutamente. Guarda, leggevo una cosa sulla parola preoccupazione. Se la dividi è preoccuparsi, occuparsi prima. Sì, avevo Lo sentito anch'io questa cosa. Eh. Preoccuparsi. È meglio non togliere il pre, perché se ti Sì. preoccupi, Perché aspetta altrimenti che non stai vivendo nel mood qui e ora. Insomma. ok, però è anche vero che uno direbbe sì, ma io devo prevenire qualcosa, no? Quindi la Esatto. preoccupazione, sì, ma di che cosa Cosa stiamo previeni parlando? se non sai cos'è? che cos'è, Bravo. certo. Ok. Allora, torniamo al discorso della presentazione. Porca miseria, mi ha fatto impazzire. 15 volte. Quindi adesso vedrete quello che poi ho scelto di Ma 15. tu tagli, monti o? Ah no, non faccio nulla, taglio, è rec stop, quindi quello che diciamo cerca di... Potrà essere usato come... Oltre a questo, ma evita ovviamente nomi, fatti, persone. No, quello è divertente. Guarda, allora, innanzitutto io ti ho presentato in un certo modo perché come ti ho conosciuto. Sai che sono curioso.
Lo vedrai, quando vedrai. Molto curioso. Non lo so quale sceglierò, perché tu sei tante cose. Io ho detto che tu sei tante cose, questo l'ho detto, aspetta che devo fare cambio di strada. Sei tante cose perché hai fatto tante cose, perché ti interessi di tante cose, perché ti approcci a tante cose. Almeno una cosa comune è che ho pensato di dire che quando tu hai un problema, cavolo, lo risolvi. Quindi non è solo questa la cosa in comune, anche tu fai tante cose. No, di me, aspetta, di me non dobbiamo parlare, ok? Però il meno possibile, proprio il meno possibile. Sì, ok, è una cosa in comune però. ma noi abbiamo una marea di cose in comune, una marea, però oggi sei tu l'ospite, sei tu il protagonista di questa oretta. Quindi da quelle tante cose io vorrei partire dalla tua storia, perché da lì poi capiamo i tuoi step e sono affari tuoi. Allora, siccome sei... non la conosco neanche io la mia fermati, tu sei un problem solver, cioè tu riesci veramente a risolvere, non dico qualsiasi perché sarebbe anche un po' presuntuoso, però diciamo una marea di problemi, una marea tecnici, meccanici, artisti, di qualsiasi genere. E allora... sii sintetico anche nel raccontare la tua storia, cerca di essere, come dire, io voglio che si sappia tutto di te in quest'oretta, quindi magari rapido, veloce. Il bambino nasce nel 1975. Wow! Quest'anno sono 50. Wow! Li ho voluti festeggiare, ma anche grazie a te, perché io avevo visto la tua festa di compleanno dei tuoi 50 anni e mi era rimasta talmente impressa che avevo detto, stiamo parlando di 10 anni fa, sì, 11. Io avevo detto 11. Io voglio festeggiare così la mia festa di compleanno. Ma che bellino! E preso spunto anche da te, ho fatto le bomboniere, i CD con le canzoni che mi piacciono. E devi sapere una cosa, che io ho fatto il CD pensando a te. Non ho ascoltato il tuo perché ero convinto fosse vuoto, che mi avessi dato un CD vuoto. Perché? Perché l'avevo messo in un lettore e non si era sentiva MP3 niente. per quello. Perché era MP3. Fatto il CD, riprovo il tuo CD nella macchina che legge l'MP3. Ma stai scherzando? Non hai capito, sono quasi speculari. No. Cioè quasi le stesse canzoni. Aiuto. Praticamente è bellissimo, brivido, perché con questo ragazzo ci sono affinità elettive, ma te lo giuro. Con questo ragazzo, siamo ragazzi, no? Certo. Diversamente giovani. Niente, vai avanti. No? E vado avanti, no niente, quindi... Grazie della cosa, però... Io, allora, mi collego al fatto che di questo compleanno, io ho detto una cosa, quando mi hanno chiesto di fare il discorso, no? Il discorso davanti alla torta. Hai fatto il discorso? Me lo chiedono, lo faccio. Giusto. Però, stranamente, io che... comunque una parlantina abbastanza sciolta, ero molto bloccato, molto imbarazzato, però riflettendoci ho detto che tanto non festeggiavo il mio compleanno, ho festeggiato la vita e ho festeggiato gli amici, e poi ho pensato che per me questa vita è stata una giostra bellissima, come le montagne russe, degli alti, dei bassi, per carità, però se rivedo tutto il percorso della mia vita, io immagina un parco giochi. Parco giochi, io sono salito in tutte le giostre, no? Dai, proviamo questa, magari non ti piace, però la provi. Hai detto questa cosa? Ho detto questa cosa. Wow. E provando, comunque sì, è vero che trovi qualcosa che ti piace, qualcosa che non ti piace, però impari sempre qualcosa. Mio padre diceva, ricordati che se lo fanno gli altri lo puoi fare anche tu, l'importante è sbagliare. Io ho sbagliato tante volte e ne ho fatto di danni, però perché no? Perché non provare? Faccio un esempio. Ho provato io sono sempre stato in mezzo, lo sai, all'elettronica, ai motori, alle cose. Quando ho preso la mia prima moto, grazie a degli amici che mi hanno... cioè, c'era un gruppo di amici che tutti stavano comprando la moto, io rischiavo di rimanere fuori, avevo un po' terrore delle moto, ho comprato la mia prima moto. Ma non avevi un motorino prima? Sì, ma... C'è terrore della moto come potenza, dici? Sì, sì, perché la vedevo, sai, su 4 ruote sei più sicuro, su 2 ruote. Da lì poi è nato tutto un discorso, perché io ho preso la mia prima moto che era un trabiccolo arrugginito del 94,
e non l'ho preso nel 94, ma per provare una Yamaha TDM. E mi ricordo che questo trabicolo me l'avevano, avevo deciso poi di venderlo. Il giorno faccio carburante, vado verso casa, semaforo verde, passo dritto, non so perché mi sentivo qualcosa di strano, uno passa col rosso, io mi lancio dalla moto. Come ti lanci? Mi lancio dalla moto, improvvisamente avevo visto questo puntino grigio, mi sono lanciato letteralmente dalla moto, quasi caduto in piedi, la moto si è spezzata in due. Ma stai scherzando? E l'ho tenuta da una parte. Cioè non ti sei fatto nulla? Quindi poi mi capita una moto la stessa moto, marca, modello, però recente, motore fuso. Guardo le due moto, dico, ma sì, sono uguali, alla fine sono uguali, hanno cambiato qualcosa, ma pazzesco. La compro, proviamo. E avevo fatto questa specie di ibrido nostro tra le due moto, che era venuto benissimo e sta ancora circolando. E questo senza esperienza? Senza esperienza. Cavolo. Senza esperienza, io guardo le cose e dico, può diventare un'altra cosa. Poi da lì ho iniziato a comprarmi moto su moto, mi sono appassionato, ho avuto un legame con MV Agusta, perché adoravo quella moto, ne ho avuto 5. Chi era il pilota di MV Agusta? Giacomo Agostini. Poi se Quindi, pensavi di... No, ero sicuro che l'avresti detto. Volevo che lo dicessi. MV, il mitico, poi MV ne ha avuto tanti. E ne poi, ha avuto tante? Sì, ne ha avuto tanti. Poi ho avuto un incidente molto brutto diversi anni fa, nel 2016. Da lì ho chiuso con le moto. Davvero? Ho chiuso con le moto, però... Cioè ne hai moto? Ne ho a casa, adesso ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Ma stai scherzando? Però le costruisco. E non le usi? No, le faccio per gli altri. Okay. Faccio il test di prova, faccio il giro, però non ci vai in giro. Ho paura degli altri, non ho paura di me. No, se ci fossero piste più vicino, sì, però il piacere di costruire è qualcosa che va oltre la passione per la guida. Poi insomma, quando cresci diventi un po' più saggio, quando sei più giovane io voglio vedere mio figlio crescere, insomma. Bravo. Essere presuntuosi, essere troppo convinti di se stessi anche in moto, stai svalutando tante cose come la pericolosità delle strade che abbiamo, che non sono sicure, delle persone distratte al cellulare, delle persone distratte a prescindere, che hanno 1000 preoccupazioni, quindi... Mi hai fatto venire in mente una cosa, il piacere di costruire va oltre. Ieri, faccio un pippone di 3 secondi, ma per me è importante trasferire qualche concetto. Ieri ero con 2 ragazzi di 21 anni, con i quali stavamo parlando di prospettive, formazione, lavoro, problemi, tante cose. Un argomento comune di questi ragazzi sono i soldi. Loro vogliono soldi, vogliono fare soldi, ok? Ci sta, perché comunque la società ormai è andata verso quella direzione, ok? Io ho detto una cosa, perché loro volevano dire, voglio avere un lavoro che mi faccia fare molti soldi. E io ho cambiato il paradigma, gli ho detto no, tu farai molti soldi se avrai un lavoro che ti piacerà. E mi sono ricordato, ma tu me lo dici perché lo fai tutti i giorni, di come quando tu fai le cose che ti piacciono, in cui hai la vocazione, il tempo è pazzesco. Tu puoi rimanere nell'officina o dove stai per giorni interi, non te ne accorgi. Tu sai che io faccio un altro lavoro. Lo so. Io il mio lavoro... Non l'ho detto, il lavoro che fai. Il mio lavoro, lo posso dire tranquillamente, io mi occupo di apparecchiature per la diagnostica e la chirurgia negli ospedali, dei privati, nel settore oculistico. Per quanto possa essere affascinante, quando diventa mood e fai sempre le stesse cose, ti stancano. Io parto per tutta la Sardegna, questa strada non so quante volte l'ho fatta. Ti ho portato nella strada peggiore. Non si può contare. No, a me piace viaggiare, a me piace andare fuori. È stancante, però mi piace perché hai tempo che normalmente non hai per riflettere, per pensare e creare nuove idee. Bravo.
per creare nuove idee, per comunque anche telefonare un amico, che sembra una cosa normale. Che devi fare. No, che devi non fare. è normale. Io il tempo quando sono a Cagliari, io il tempo di telefonare a un amico non ce ce l'ho. l'hai. E mi dispiace, perché poi il tempo passa, gli amici non li senti, Devi curare anche questo. magari l'amico ha anche bisogno di sentirti, come è successo ieri, che ho sentito un amico, che è uno dei miei più cari amici in assoluto, che aveva bisogno di una mano perché era sotto esame, doveva dare un esame importante e l'ho fatto distrarre, ci siamo divertiti, gli ho dato una mano, insomma, quindi Bello. a me piace viaggiare. Però poi rientri a Cagliari che sei devastato. Sì. A volte mi capita, rientro a Cagliari, magari sono le 7:30 di sera, alle 8, però sono già in viaggio dalle 6 del mattino. Rientro a Cagliari, entro in officina, Bellissimo. mi devi ricordare che giorno è, perché io ho piacere, non mi stanco nonostante faccia cose stancanti, perché comunque saldare, tagliare, limare, verniciare è stancante fisicamente, perché poi io risalgo a casa che mi faccio una doccia e sono devastato, però sono contento, ho creato qualcosa, a me Meraviglioso. piace creare. Ti piace creare. Legandomi al discorso di questi ragazzi che vogliono soldi, se tu gli chiedi per che cosa, Perché cosa? perché Me lo cosa- dicono. te lo dicono. Cavolo! Che cosa? Per fare Macchine, aperitivo, serate, aperitivi. macchine. Ecco, esatto. Sì. Io Qualcuno mi dice anche perché voglio una casa, e già lì quello riusciamo è a bello, quello è capirci, bello, però certo, il tetto. ma no, ma è il fine a se stesso avremmo, perché ce li hanno gli altri i soldi, vogliono quello che hanno gli altri. Io lo sai perché cosa vorrei tanti soldi? Di costruire l'officina Bravissimo. super attrezzata per fare quello che mi piace fare. Bravissimo. E vivere sereno comunque, vivere tranquillo e sereno. Non mi servono i soldi per fare gli aperitivi. Ma anche per no. Anche perché ti ricordi quanto era bello fare le cene a casa? Che figata. Quante ne hai fatto cene a Uff. casa? Quante ne fai adesso? Poche. Pochissime. Sempre i ristoranti dove mangi le stesse cose. Guarda che andiamo in ristorante e ci siamo stancati di andare in ristorante. Perché Io lo fai- non amo più il sushi, prima lo adoravo, non mi piace più, nel senso che l'ho trovato talmente nauseante, stancante, e poi sembra che anche il cuoco si sia stancato di cucinare, perché Senti se la prima stanchezza. c'era proprio un estro nel fare qualcosa, adesso proprio no, non mi piace andare negli agriturismi. Sì, bravo. Sto diventando anziano, mi Agriturista. piacciono le sagre, mi piacciono Le sagre. Ma anche quelle diciamo, qualche meccanismo automatizzato hanno creato anche loro. Negli agriturismo, perdonami, ma Sì. ci sono sempre gli stessi menù. È vero. Cioè non È riescono verissimo. a... Anche nell'entroterra, ad esempio, mia mamma è di Bellevue. Di Bellevue. Sì. Giuro, ieri con la mia amica cara stavamo parlando proprio di questo. Ma se n'è andato a Bellevue. Voleva andare a Bellevue perché Bellevue è c'era una... meravigliosa, è bellissima, sembra che il tempo si sia fermato. Wow. Anche lì, un po' Bellevue. la cosa, io mi ricordo quando ero piccolino, c'era la sagra delle ciliegie, c'erano delle ciliegie, erano Ciliegie? grandi come le pesche. Ma è vicino a Rizzo Bellevue? o Sì, sbaglio? sì, Quindi attaccato a anche 2 castagne. chilometri, la sagra delle castagne, e fanno la sagra delle ciliegie, anche se la vera sagra delle castagne, chiedo scusa agli arizzesi o ai belviesi se mi sto sbagliando, io so che è di Arizzo, non Sì, è sì, di no, Bellevue. ufficialmente è bello. Però la sagra delle ciliegie era... Ma io me la era facevo a Bellevue. Burcei, la E sagra mi- del ciliegie, e- lo sai. Sì? Cioè, la ciliegie per me era Burcei, invece Io mi ricordo proprio Che i ciliegi buono. in fiore, da ragazzi da piccolino, la Meraviglioso. neve, bellissimo. Ma ci vai spesso? Io sono 15 anni che non ci vado. Ma dai. No, bugia. Questa è una bugia pura, 18 anni, perché 18. l'ultima volta che Ma non ci hai più sono parenti là? andato, sì. Sì, solo che dopo che abbiamo venduto la casa a mio ok. zio, che per fortuna, perché lui l'ha ristrutturata e l'ha fatta bellissima, che io sappia, non l'ho mai vista, non l'ho più sentita mia, quindi anche se i miei parenti mi dicono sempre vieni, mi accolgono, e comunque cioè, ci sono B&B, c'è la mia parente che ha, mia cugina che ha un bar lì, un bar hotel, però non lo so, da che abbiamo venduto quella casa, poi i miei non ci sono più, quindi non c'è. Mia sorella va spesso.
E l'ultima volta che sono andato, sono partito da Cagliari con la mia ex moglie in moto. La cosa bella è che siamo arrivati lì che c'era la neve. Oh madonna, Sono sceso che come avevo cacchio si... sono sceso che avevo le mani Ma così. come si guida la moto con la neve, un macello? Piano. È molto piano. Decisamente piano. Poi il giorno dopo invece si era sciolta la neve, c'era una bellissima giornata di sole e fare quelle strade con la moto. Ma poi che moto? Avevo una brutale. Brutale! Non una garanzia. guarda. Brutale forte. era Sì, brutale. era molto nervosa quella moto. Dai, Però devi... 18 anni che non ci vado. Ok. Punto. Poi... E vorrei andarci. Allora ce ne andiamo insieme. Però mi sono legato a un altro, molto volentieri. Ok. Però mi sono legato moltissimo a un altro posto. Inizialmente non mi andava perché io non amavo la montagna, però a furia di andarci negli anni mi sono legato a Sedilo. Sedilo. E non manco mai all'Ardia di Sedilo. Davvero? Che se tu pensi che un motociclista sia matto, tu devi vedere i Cosa cavalieri. fanno con i cavalli? I cavalieri di Sedilo Che fa? c'hanno gli attributi, sono veramente Furiosi. E poi c'è questo calore, questa vedi proprio le persone del posto con le lacrime agli occhi, cioè emozionantissimo. Penso che sia una delle cose più emozionanti alle quali ho partecipato. E ci vai ogni anno? Ogni anno non posso mancare. Quando è? Il 6-7 luglio. Ah, ok, mi ricordo caldo. Sì. Mi ricordo polveroni. Sì, polveroni, caldo. Ah. Non faccio l'Ardia a piedi, no, quella no. Ok. Perché fanno Ma la quello è un fantasia voto, cavanna, sì, proprio sì. un voto religioso, una atmosfera Esatto. particolare. Bello però. Ok, la tua storia, come cavolo, da dove parti? Quello è il Boh, problema. ti blocco perché se non mi dai risposta. Allora, No, dai, Dicio- te lo dico io dove parto. ok. Dai. Come è nata questa cosa di fare tutto? Io non lo so, penso che l'imprinting l'ho preso da mio nonno. Tuo nonno? Mio nonno che era anche lui un tuttofare, Ok. anche se ricordo che lavorava nell'esercito. Nell'esercito, Esercito, cioè ok. poi era già in pensione quando sono nato io, perché si andava in Se pensione. andavi in pensione. E io mi ricordo questo tavolo rotondo gigante, enorme, sai, delle sale da pranzo. Sì? E lui metteva tante radio con le radioline. Tante radio. Sì, le radioline. Sì. Mi teneva in braccio e riparava queste radio. No, che figata. Poi ho avuto mio padre. E lui ha preso da suo Mio padre sapeva fare tutto. tutto. Falegnameria, muratore, tagliare, saldare ferro, piccoli lavoretti di elettronica, perché l'elettronica era spiccia a quei tempi, faceva l'elettricista, un bianchino, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Quando poteva metteva le mani sui motori, anche se non era, diciamo, era un tutto, quello che si chiamava il tuttofare. Tutto fare. Il tuttofare, che non è il tuttologo, che è un'altra cosa, che è quello che pensa di saper fare il tutto e poi in pratica Ciao. la saperdi, come Ciao. si dice in inglese. E da lì, insomma, mio padre, tra l'altro, io non sono nato in Svizzera. No? Sono nato in Svizzera. In Svizzera. Sì, perché mio padre e mia mamma si sono conosciuti in Svizzera a Solothurn, Soletta. Lavoravano nella fabbrica della Roamer e facevano gli orologi. Quindi assemblavano gli orologi. Ok. E mi ricordo tra le prime cose che io ho distrutto a mio padre, 4 degli orologi più belli che si era portato dalla Svizzera. No, vabbè. E da lì è nato, ho iniziato a rompere, sì, io ho iniziato a rompere. Ma bisogna iniziare a rompere. Però per mio ricostruire. padre mi ha detto, io ricordo una serata dove avevo il saldatore in mano, avevo 9 anni, Mhm. e avevo questo saldatore, te li ricordi quelli rossi con la Certo, pistola? grande così con la pistola. pistola. Era una pistola E che saltava, e mia mamma, cosa sta facendo? E mio padre, lascialo fare. Ha detto, lascialo fare perché se non sbaglia non impara. Giusto. E da lì poi, insomma, la voglia. Poi io nasco in un contesto molto povero, I miei sono tornati qua, gli hanno detto vieni in Sardegna che c'è lavoro, invece non c'era lavoro. Davvero? Sì, quindi. Cioè, quanto sono rimasti in Svizzera? 10 anni? Cioè, no, io sono arrivato qua che avevo un anno, quindi un non anno. mi ricordo niente. Poi ci sono andato a Solothurn a visitarla, perché devi capire anche le tue origini. Le tue origini sono È importante questo, lo sai. Eh, Perché sei piccolo. Esatto. Si sono conosciuti lì, stavano facendo anche fortuna, poi sono arrivati qua
No, non hanno mai fatto fortuna. Che lavoro hanno fatto alla fine? Papà faceva un po' di tutto, ha fatto il capocantiere, ha fatto il muratore, ha fatto un po' di tutto, però quella che tirava praticamente la baracca era mamma. Davvero? Sì, mamma piccole pulizie, poi era entrata in un laboratorio analisi a fare le pulizie, comunque era una donna delle pulizie alla fine. Ok. E quindi, sai, quando vuoi qualcosa, anche perché poi io sono cresciuto in una zona un po' malfamata, San Michele, quella zona lì, dove devi imparare a difenderti per arrivare a scuola. No, al contrario, ero molto buono, bravo, però bravo. mi hanno dovuto svezzare i ragazzini. Da qui posso tornare indietro? Penso che tutte le strade portino a Cagliari. O impari a difenderti, altrimenti non arrivi neanche a scuola praticamente. Cavolo. Io ho vissuto quelle fasi lì, però dai, storia passata, è la parte della mia vita che non mi piace ricordare. Però poi alla fine, tornando a questo discorso, ho praticamente, sì, direi per lì, per Ramis, ci saranno le indicazioni per Cagliari. Tornando a questo discorso, non volevo stare lì. A casa dici? Non volevo stare in quella zona, nonostante io abbia molti amici. Questa quando, a che età hai maturato l'idea di andare via? Di andare via da quella zona? Sì. No, vabbè, più o meno quando ho fatto 14 anni, che potevo già prendere il pullman, andare in centro a Cagliari, ho cambiato proprio amicizie, ho cambiato luoghi frequentati, perché volevo un po' di più. Anzi, a dire la verità, ho iniziato con mio cugino Ciro, sono andato sempre lì via Smirionis, c'era una parrocchia, si chiama San Pietro e Paolo, abbiamo iniziato a suonare in una piccola band. Cioè, quindi suonavi anche? Sì, tu? ho fatto musica per 15 anni, ho fatto piano bar. Non lo sapevi? No. Guarda che una cosa che... ho suonato in tanti posti, mi no, sono divertito, suonavo, cantavo. Ma quello che capita in questi episodi è che io scopro delle cose che non so delle persone che invito. Non Te l'ho detto che non ti molte. basta un'ora. Te l'ho detto che non ti basta un'ora. Lo so che non basta, ma devi farla bastare, quindi devi essere più... Andiamo più rapido. veloci allora. Ok, di qua. 131 dice di là. Ma qui stai entrando in chiesa. Scusami, ma io voglio capire chi cavolo è che fa i cartelli, chi li inventa, chi li progetta, chi li piazza, l'ANAS? No, il comune. Il comune. E vabbè. Ma ho avuto un ospite ANAS, vai a vedertelo quando... Chi è? Devi guardare nel canale, c'è un canale che tu non hai visto ancora. No, non so neanche come si chiama questo format. No, te lo dico dopo. Ma poi allora, ti do le indicazioni. Se no non dopo. ci basta il tempo. Ok. Quindi tornando al discorso, io ho frequentato questa chiesa, ho iniziato a seguire anche un po' le orme dei miei cugini che hanno fatto il Marconi, quindi anche io al Marconi ho cambiato. Tu cosa hai fatto? Marconi. Quindi? E poi ho iniziato a frequentare delle persone, diciamo che, sai, quei quartieri dove sono cresciuto io, hai due strade. O diventi il delinquente o diventi una persona che proprio con quella vita non vuole avere niente a che fare. Quanto è importante. Io conosco un sacco di persone lì dentro che vivono ancora lì, che sono delle persone squisite, delle persone squisite. Però io ho conosciuto altra gente che comunque però aveva un contesto familiare diverso. E quindi da ragazzino, ti dico da ragazzino perché adesso non me ne frega niente, in quel contesto vuoi un po' di più, quindi capisco anche quei ragazzi che ti dicono, quei ragazzini di 21 anni che hai intervistato che ti hanno detto voglio più soldi, perché comunque la società ti porta a voler essere un po' pari, no? E dire voglio vestirmi come quello, voglio avere anche io la motocicletta, e quindi inizi a fare i piccoli lavori. È un pochettino una giungla, la vita è una giungla. Certo, caccio vieni cacciato. Stai descrivendo come la pressione sociale e l'emulazione spingano a desiderare certi stili di vita Cioè, o beni, ma te ne rendi come conto? vestiti o una Ma chi motocicletta, portando a piccoli lavori. questa non ti è capitata? No, giuro di no. Neanche a me. Sì, qui dentro e poi torni per Sì.
E quindi niente, ho iniziato a fare dei... Quindi fermo, il contesto è molto importante, cioè la situazione Assolutamente. in cui ti sei trovato tu è una È situazione sempre fondamentale. importante il contesto. Certo, no, lo stiamo semplicemente ribadendo. Io avevo letto che la personalità di un uomo, una donna, Un individuo. di un individuo, ecco, sì, è giusto, sì. Praticamente è genetica da una parte, ma la genetica si mescola con il contesto Di provenienza, di provenienza. nell'ambito in cui vivi. Sai che c'è quella regola, dimmi, parlami delle 6 persone che frequenti di più e ti dirò quanto guadagni, no? Sì, Che è la media. sì, bravo. Perché comunque per frequentare quelle persone, che magari, che ne so, tu frequenti 6 persone che La tua cerchia di amici. cerchi di amici che sono benestanti e vanno al ristorante, vanno a giocare a golf, si fanno le vacanze, o le vedi una volta a morte di papa, come Oppure si le dice. frequenti proprio. Tu E se dici, le frequenti però devi avere anche il cash per poterli frequentare. quel livello. Ok? Ok, io non parlo di quei livelli, perché a me poi le persone con la puzza sotto il naso, io ho amici di tutti i tipi, cerco di frequentare proprio tutti, assolutamente. Però da ragazzino volevo avere, e per avere dovevo fare, e quindi ho imparato a fare un po' di tutto. Quindi è lì che parte tutta la È lì che scintilla. è lì che parte la scintilla, la voglia di fare, i primi lavori, la musica mi ha portato molto bene, perché comunque Cosa suonavi? facevo piano bar con la mia fidanzata del tempo. Cioè tu suonavi il piano? Suonavo E piano, lei cantava? cantavamo tutti e due. Anche tu? Lei però aveva una voce grandiosa, Ah. sì, io diciamo che facevo da contorno. Però. Ok. Però- Usavi già tecnologia? Sì, assolutamente, sì, perché poi ho lavorato anche da Dalmaso, strumenti Wow, musicali. che Ma quanto tempo eri da Dalmaso? E ho lavorato in che anno? Ero ragazzino, avevo 21 anni. Perché io frequentavo Dalmaso e ne avevo 30. Vedi, forse ti ho visto Sì, là. Forse quello è ti ho il visto periodo. là. Da Dalmaso, da Michele Pesolo. Da Michele? Sì, No. Ciao Michele, sei un mito. Sei un mito. Io ti chiamavo l'ottavo nano. Anch'io! Peso. Ah, vai Anch'io, a dopo fanculo. Pisolo Beh, Pesolo. Pesolo. No! Ma scusate. Ti vogliamo bene, Molto, però. molto. Ma sei. Cioè, allora bisogna unire le due persone per farne una più grande. No, pezzo pazzesca, questa cosa è pazzesca. È pazzesca. No. Peso, Pesolo e Pesolo. Poi insomma, poi ho iniziato a fare l'esperienza dopo il militare con il PC. Militare, aspetta, militare. Aspetta, velocemente. Liceo quale hai fatto? Il Marconi. Marconi. Dopo il liceo cosa fai? Ti metti Militare. subito militare? Dove? Marina militare. Marina. E questa è un'altra bella storia, ci servirebbe un'altra puntata. Immagino che lì dentro ti sei trovato un ambito. Allora, io praticamente sono andato a fare il CAR, poi dopo il CAR mi hanno dato due possibilità: Maro Servizi Vari oppure meccanico armi subacquee. Mi sa che è la seconda. No, purtroppo è la prima, perché ero Perché? innamorato e per tornare a Cagliari io ho detto, No. "Guarda, quella che mi avvicina di più a casa, Maro Servizi Vari". Poi non mi sono neanche chiesto cosa fosse, è tipo pulire cessi. No, vabbè. Ok, vabbè. Rispetto alla seconda che era la tua. Ma aspetta, mica finisce qua. Ah, ok. Perché poi cosa succede? Che arrivo alla Maddalena. Alla Maddalena mi mettono al circolo sottufficiali, Ok. in mensa, a cucinare. Imparo a cucinare, c'era un ragazzo napoletano bravissimo che mi ha insegnato a cucinare. E io non sapevo farmi un uovo fritto. Mhm. Però non mi piaceva quello che mangiavamo, soprattutto perché lo cucinavamo noi, e quindi sono andato a cercarmi, io già facevo musica, Ok. un locale che si chiama Lo Sfizio, non so se c'è ancora. No? Lo Sfizio. Lo Sfizio? Sfizio, Ma sì. dove? A Cagliari? No, lì alla Maddalena. Ah, la Maddalena, perdono. Questo locale, bellissimo, lì andavano a cantare gli americani, facevano karaoke. C'erano gli americani. Sì, c'erano gli americani. E lì ho conosciuto molte persone, ho amici americani che ho conosciuto in quell'occasione. Perché io poi ero andato in quel locale, gli avevo detto, senti, noi siamo poveri in canna, siamo militari, la paghetta non ci basta, però io non voglio mangiare. Facciamo che io ti faccio la serata, ti seguo il pubblico, canto e tu mi fai mangiare gratis. Non ci credo. Ogni sera lì? Ogni sera lì.
E potevate uscire? Sì, Ah. la sera si usciva, a meno che non fossi di guardia, ma io non ero mai di guardia perché ero in cucina. Eri in cucina. E quindi cosa è successo? È successo che poi i militari venivano, quando io ero in cucina, a chiedermi le canzoni. Dov'è il microfono? Ah, scusa. Qua. Sto spaventato. A chiedermi le canzoni perché volevano fare bella figura con le ragazze che conoscevano lì alla Maddalena, quindi mi prenotavano il karaoke, insomma. Che meraviglia. Si viene a sapere questa cosa in caserma e passo dalla Dalle cucina, stalle dalla cucina viene il CC, capitano di corvetta, che era il prete, e mi mette dentro in chiesa No, per suonare. canta, no, Per suonare, teoricamente io non ho fatto un giorno suonando, perché ero in sacrestia e davo il vino, passavano i capi e io gli offrivo il vino che doveva essere quello della domenica. Ok. E si viene a sapere questa cosa a Cagliari, mi trasferiscono al circolo ufficiali a fare le serate danzanti al Cioè circolo non sei ufficiali. rimasto... E gestivo il bar del circolo ufficiale. Ok. E qui non si può raccontare niente. No, mi sa che devi- è stata... Io ho pianto quando sono andato via perché è stata una bella esperienza. Quando finisce il militare poi ti dici adesso io cosa faccio? Ecco, è lì il momento topico. E no, lì poi ho iniziato Pesolo Michele, no, ho iniziato dal Maso, Pesolo Michele, Quindi Metro non hai Elmas, pensato studiare, università? Non hai avuto mai... No, perché non avevo voglia, dico Ok. la verità, io sono ingordo di sapere adesso che sono cresciuto, sto sempre studiando, sempre, Ma non allora mi fermo non avevi- mai, non dormo per studiare. Ok. E di tutto, veramente di tutto, fisica quantistica, chimica, sto sempre sperimentando, più studi e più avrei voluto Questo- avere questa voglia da ragazzo. Però mi piace il mio percorso di vita. Ma non devi rimanere... Quindi, E quindi no, non ho continuato. non vado a studiare, cioè vado a No, ma fare. poi avevo voglia di fare una bella vita, insomma. Quindi io sono Però ritornato quindi avere dei soldi è legato a faccio un lavoro per avere dei soldi. per forza, la pulizia perché anche mentale ce l'avevi. questa vita ti porta a quello, indubbiamente. Eh. Però la mia non era faccio i soldi facili perché voglio avere i soldi. Io dicevo, io ho bisogno di una casa, finisco il militare e voglio andare a vivere in una casa che sia mia, non con i miei genitori. Io infatti sono rientrato, ho iniziato a lavorare subito e ho preso quello che era il mio sogno, una casetta al mare, a Marina Residence. E io facevo, voglio la casa e quindi cosa devo fare? Devo guadagnare e facevo lo stretto necessario per vivere bene, però poi in quel periodo si faceva anche fortuna con poco. Io in quel periodo, allora, oltre la musica, avevo ripreso a suonare ed era abbastanza richiesto, eravamo abbastanza Sempre con la richiesti. tua fidanzata? Sì, con la mia ex fidanzata. E poi ho conosciuto una persona, l'ho conosciuta prima di partire in militare, Danilo, che era un amico, e Ramona, che stavano formando una squadra per vendere i computer. Io andavo da loro, mi davano la merce conto vendita e io andavo nei paesini come Iglesias, Carbonia, mi riempivo la macchina di computer e tornavo con la macchina vuota, scarica. Computer. Ma IBM compatibili vendevi? Sì, gli PC. assemblati. E che anno era? Stiamo parlando che... quanti anni? Cioè facevi il porta a porta che computer? Sì. No, non l'ho mai sentita questa. Sì. Guarda, un 96? ospite ha parlato di porta a porta per fazzolettine quando aveva ma 14 anni. porta a porta io l'ho fatto per tante cose. Per tante cose? Sì, no, per tante cose no, per porta a porta ho fatto questo, un'altra volta un'esperienza sulla vendita di libri, donazione per associazioni contro i tumori, bambini in Africa, roba del genere. Ok. Lì ho capito che era tutta una fregatura e ho fatto un giorno e basta, non mi piacciono queste cose squallide. Insomma, porta a porta ho iniziato a vendere computer, poi insieme ad altri ragazzi ci siamo
due miei amici hanno aperto un negozio che si chiamava Global Game, che era il negozio di videogiochi più grande in assoluto. E lì c'era il periodo delle PlayStation, Ok. le modifiche alle PlayStation. Basta, zitto. No, vabbè, Cosa tante si cose. faceva? Lo facevo Sì, si anch'io. facevano tante cose. Poi c'è stata la modifica delle schede tele più, te lo ricordi? Con l'assemblato? No, ma quello era stato un periodo pazzesco. No, io non l'ho mai fatte No, queste manco cose, io. no, Ma che cosa? Noi, ma quando Ma mai? quando mai? Pirateria, No. zero. E quindi avevamo aperto questo negozio, eravamo in 6, ci siamo divertiti tantissimo. Era Quanti il anni avevi negozio- lì? 23? 23, sì, 23 anni, 23 nel anni. 98. Cavolo. E poi insomma, da lì ho iniziato a fare delle riparazioni serie, Ma perché non hai mai messo su un'officina meccanica così? perché la meccanica è arrivata molto dopo. Ah, è arrivata dopo? È arrivata molto Cioè la dopo. moto assemblata di quanto tempo fa? Beh, no, la moto È dopo? assemblata è arrivata dopo, stiamo già parlando che io avevo il mio negozio, Negozio di cosa? E io facevo riparazioni di microelettronica, telefonia, Che anno era quello? e quello stiamo parlando allora Alessandro, mio figlio, è del 2008, stiamo parlando del 2005. È lì che ti conosco io perché avevo un problema con un cellulare. Esatto, ho un iniziato a computer. riparare, Ok. però prima c'è un po' di carriera, ho fatto responsabile capo tecnico nella Motorola, poi, Ma a Cagliari? sì. Ah. Ho lavorato per Hightech Ericsson. Quindi insomma, lì c'è la di parte esperienze ne ho elettronica fatto, più- sì, ne ho fatto 80. Ok. Poi quando sono andato via dalla Ericsson, mi ricordo questo che è diventato mio caro amico Andrea, stava cercando un tecnico in questo locale di Pirri, e lui aveva rilevato l'azienda di Caboni, telefonia, Ah, mi ricordo. stava cercando un tecnico, meglio, non stava cercando un tecnico, io sono andato a offrirmi perché non volevo cambiare lavoro, e lui mi ha detto non sto cercando, c'è questo ragazzo che adesso lavora qua. E nel frattempo chiacchieriamo, questo ragazzo esce fuori e aveva in mano uno startup, te lo ricordo? E gli ho detto, se lei è un tecnico le pongo un quesito, questo parlava di ottocentesco praticamente. Cioè lui a te ti fa questa Sì. domanda? Ho detto, secondo Lei? lei, perché mi dava del lei, come si assembla questa scocca? Doveva cambiare la scocca, sai che si facevano tutte colorate? Sì, erano... Ah, è vero. E io senza guardare quello che l'ho preso in mano, senza guardare quello che stavo facendo, parlando con Andrea, io gli avevo assemblato il telefonino e gliel'avevo No, dato. vabbè. E Andrea mi guardava così e diceva, ti posso chiamare? Il Non è che rubati il lavoro all'altro? Sì, Maledetto, purtroppo sì. cioè, ma senza Purtroppo volontà. sì, ma senza volerlo. Io Ti ha fatto un assist lui praticamente. Sì, no, ma questo ragazzo poi è andato a fare quello, Che voleva veramente fare. no, cioè, per il quale era portato, anzi adesso sta facendo parecchi soldi perché ha iniziato a lavorare in agenzia di pulizia e si è aperta un'agenzia di pulizie sua, Ah, e quindi sta facendo anche fortuna, no, non sempre è quello che arriva. sono d'accordo, bravo. Eh, Sliding doors, cioè esatto, lì. lo sliding doors. E poi avevo rilevato quell'azienda. Ah, Sì. Per Dopo tanto- anni me ne ero andato, Andrea non aveva trovato nessun altro, la stava mollando, io ero andato a lavorare in Special Car come tecnico di diagnosi auto e lì è iniziata la storia con i motori. ma dai. E poi sono rientrato e Hai rilevato questa ho azienda, rilevato era il 2000? l'azienda, sì. Cioè questa azienda che... No, prima del 2008, forse il 2007. Ok. Sì. Però è l'azienda con la quale tu facevi questa assistenza tecnica. Facevo tutta la microelettronica. La microelettronica, sì, ok. Assolutamente. Finisce questa esperienza? E niente, E cosa poi lì ci sono state delle situazioni devastanti perché io ho avuto un'alluvione del 2008, mio figlio era appena nato, l'ho avuta
Che tu abitavi lì? No, io abitavo a Capoterra. A Capoterra? C'è stato... Certo, nel 2009. Su 3 piani di casa c'erano praticamente 2 piani completamente andati. No. E lo stesso giorno ho avuto l'alluvione anche a Pirri nel mio negozio, quindi cose mie, cose non mie, di tutto, devastante. Poi la separazione con la mia ex moglie. Perfetto. Tutto insieme? Più o meno, a ruota. Ho iniziato a fare volevo più tempo per mio figlio. Perché mi sono separato. Allora. Sì, Alessandro aveva, quando ci siamo separati, forse 4-5 anni, non mi ricordo. 2012. Esatto. E quindi volevo più tempo per lui, ho iniziato a fare il freelance, andavo a riparare le cose per le case. A domicilio, me lo ricordo. Sì, che a ti chiamava e domicilio. dicevi, vengo direttamente da te. Venivo con mio figlio a volte. Che bellina. Comunque. E poi ho iniziato. E poi è stato un periodo con le macchine. Ho iniziato poi con le auto. Ok. È Ho durato iniziato un po'. con le auto, è durato un po', lì sono diventato commerciale, è stata una bella esperienza. Fondamentale. E lì le esperienze di vendita che hai fatto ti sono state utili? Ancora le sfrutto, ma poi oltre a quello, le auto purtroppo sono arrivate a un punto morto dove prima si facevano i soldi con le macchine. Prima essere venditore di auto era come oggi può essere l'agente immobiliare, se ci sai fare ci fai i soldi, c'erano molti benefit. Oggi invece fai la fame. Quindi il ferro, come lo chiamano, non vale più nulla, sono i servizi accessori, esatto. No? Finanziamenti, le assicurazioni, le garanzie, queste cose qua. Sì, cioè, la esatto, macchina... vendi servizi, non vedi più l'auto. Mi ricordo che lì io andai dalla mia cara amica, dal dentista, che è una dentista, anzi odontoiatra, come si dice. Odontoiatra. Mi sono guardato intorno e gli ho detto: ma in questo settore ce n'è spazio per vendere prodotti per i dentisti? Qual è l'azienda più forte? E lei mi aveva detto qual era l'azienda più forte. Che faceva attrezzature o prodotti o servizi? Cosa faceva? Vendeva attrezzature e prodotti, tutto, okay. Tutto. Lui, quella che è la Bibbia, il loro catalogo, non faccio nomi, ma il loro catalogo viene considerato ancora la Bibbia dell'odontoiatria. 840 pagine, insomma. Praticamente, quindi devi conoscere tutti i prodotti. Cioè, lì dentro ci sono tutte le prodotti, c'è veramente attrezzatura. Però io gli avevo detto: qual è l'azienda più forte? È questa. Ha detto: bene, domani mando una mail. E sono entrato in quell'azienda. Ma dai. Vado via, entro in un'altra azienda. Quanti anni hai fatto lì? Lì ho fatto 1 anno e mezzo, poi sono entrato subito in un'altra azienda perché questa era una multinazionale. Non mi piacciono le multinazionali, te lo dico, perché soprattutto se sono americane, perché sono i numeri, solo numeri, pensano solo ai numeri, non c'è empatia. L'empatia per me è la cosa più importante nella vita, se no non puoi andare avanti, non ci fai neanche niente su questa terra se non sei empatico. E poi da lì sono entrato in un'azienda italiana, sempre nel dentale. Poi mi è stata offerta l'opportunità di diventare area manager, ho accettato, mi sono licenziato dall'altra azienda 1 settimana prima di firmare con questi signori, poi è arrivata la pandemia. Eccola lì. Quindi è stata la prima volta che io mi sono fermato, la prima. Cioè, con la pandemia sei rimasto a casa? Sì. In tutto questo ti voglio dire che c'è una chiave importante, una persona molto importante che negli ultimi anni mi ha fatto capire che potevo dare di più, che questa è la mia compagna. E Alessia mi ha sempre detto, anche per le auto, no? Mi ha fatto sempre crescere, mi ha detto: ma tu puoi fare di più, tu sei un venditore, sei un bravo venditore. Quando è arrivata la pandemia, noi ci eravamo lasciati, ci siamo riacchiappati. Mi ha detto: ma tu puoi fare molto di più, tu sei di più, tu sei un tecnico, sei un bravo tecnico, sei un problem solving. Lascia che ti venda io, perché lei si occupa di questo, te lo trovo io. Bello. E lì sono entrato nel settore dell'oculistica, Dove sei oftalmologia. adesso? Ho studiato tanto,
ho fatto la formazione, mi sono preso le qualifiche delle migliori case nel settore e sono ancora qui. Ti ha detto credi in te stesso. Sì, non però ho fermarti. altri 1000 progetti, lo sai. Ma lo so. Ho altri 1000 progetti e non vedo l'ora di realizzarli. Tra l'altro in parte li sto già realizzando, però. Mi sta a cuore una cosa, Dimmi. perché nulla è per caso, lo sappiamo. Quindi ieri parlo con questi ragazzi, mi hanno lasciato una strana sensazione, un po' purtroppo di tristezza, ma anche di voglia. Perché se prima parlavamo dei soldi, io ti giuro che ho pensato, se avessi molti soldi li Insegnerei. prenderei a lavorare subito, li farli insegnare a lavorare, li darei anche La cosa più un bella che minimo. ho fatto, ecco, un'altra cosa La che ho fatto, formazione. io ho fatto ho fatto una bellissima esperienza, ho fatto l'insegnante e ho fatto una lezione allo IED di elettronica applicata al design, perché Che tu non è che tu bello. puoi dire faccio una lampada e non sai come farla. Queste cose le devi sapere. Poi purtroppo non ho potuto continuare, però mi sarebbe piaciuto, una delle cose che vorrei fare nella vita è insegnare, Allora guarda che questo è perché il lasciare momento giusto. qualcosa, sì, È il momento giusto. lasciare qualcosa quello è veramente quello che lasci Sì, su questa sì. terra. L'esperienza, trasferimenti L'esperienza, d'esperienza. il know-how, tutto quello che hai imparato lo devi trasferire, perché altrimenti la cosa è fine a se stessa. Certo, ma infatti voglio chiederti questo, riferimento appunto a questo incontro. Tu che hai avuto anche una vita non facile, perché me l'hai detto, no? Quartiere difficile, famiglia non eccessivamente agiata, hai avuto sicuramente un sacco di amici che non ce l'hanno fatta o che si sono persi per strada. Pochi, la No, verità, meno male. quella vita lì. No, di quelli lì, di sì, quell'ambiente pochi, lì. perché quella vita lì ti insegna a farcela. Allora, siccome O nasci tigre o diventi cibo per le tigri. perfetto, però questi giovani di cui ti sto parlando sono persi adesso e si vogliono I giovani ritrovare. di oggi purtroppo non hanno colpa, la colpa ce l'abbiamo. No, noi ci mancherebbe, io sto genitori. cercando delle soluzioni, delle idee, come dire. Se vuoi una soluzione stacchi prima internet, Ok, li togli da quello che è il mondo virtuale, Da perché quella loro bolla. conoscono solo quello. Loro conoscono solo quello. Purtroppo non c'è soluzione, li devi far appassionare a qualcosa, ma sono troppo distratti. Anch'io ero distratto da ragazzino, ma non Ero distratto. avevamo i cellulari, attento. Tu No. forse li hai conosciuti. però mi piacevano troppo le donne, le Ah. ragazzine. E quindi per stare dietro a quelle Dovevi dovevi avere. avere. Ok, c'è anche questo dettaglio qua. Sì, importante. sì, perché poi a loro volta le ragazzine dovevano dimostrare di avere al loro fianco una persona valida della quale potersi vantare. Ma se ti chiedessi una cosa, la faresti per me? Provaci. La prossima volta che li vedo, vieni anche tu. a Assolutamente parlarci. sì, è la cosa, sarebbe bellissimo. Ok, lo Sarebbe facciamo. bellissimo. Io questa è una cosa che faccio già con gli amici di mio figlio. Davvero? Sì, però per fortuna gli amici di mio figlio sono ragazzi con la testa sulle spalle, alla questi- vecchia questi- maniera. questi- Loro mi dicono, noi non usciamo perché non ci piace il mondo in cui viviamo. Aia. Quello è brutto, è una cosa Molto brutta. brutto. Sai dove ho trovato i valori, i vecchi valori di una volta? Nei paesi. Bravo. Nei paesi. Attento, vengono da un paese balordo questi, attento, vogliono scappare da quel paese. Perché sì. è un paese che li ha praticamente asfissiati. Loro vogliono andare via da Ma lì. chiediti perché vogliono andare via da lì. Perché sono dentro i giri di capito? Ok, perché sono entrati in altri giri, però a prescindere molti scappano dai paesi perché vedono tramite social, tramite ovviamente un livello superiore. superiore e quindi loro vogliono, come tutti quei fufaguru di Dubai, qua, Mamma là, mia, destra, lasciamo sinistra. perdere, stupidaggine, follia. No, persone che vivono di schemi Ponzi, Schemi Ponzi che Ponzi. quando lo capisci lo devi evitare. Cioè, adesso gli schemi Ponzi li vedi lontano un miglio e pieno. adesso hanno anche mangiato Cos'è lo schema Ponzi, scusate? Piccolo. Lo schema Ma spiega. Ponzi è uno schema dove guadagna il primo che arriva, quello che ha l'idea,
e dà l'impressione che si possa guadagnare tanto. È uno schema piramidale, chi sta in alto guadagna e guadagna su quelli che stanno sotto, chiede a quelli che stanno sotto di investire una certa cifra e di trovare altre persone che investano la stessa cifra, quindi i primi guadagnano, gli ultimi perdono E tutto. per ripagare quelli lì che devono guadagnare molto si usano i guadagni che non ci sono di quelli che sono arrivati per ultimi. Esatto. E quindi quando finché non crolla la bolla, avevano fatto questa cosa anche con le auto, Con tutto. l'hanno fatto con i pannelli solari, l'hanno fatto con tutto. con tutto. Ciccio, un'ora precisa. Dopo che arriviamo a questo punto, io faccio una domanda a tutti i miei ospiti, perché il progetto, il titolo di questo Tipo Oh. Marzullo. Fatti una domanda, dati una risposta. Sì. Perché io di domande me ne faccio talmente tante. Ma no, questa è una domandina facile perché? Facile Sì. facile. Una ricetta facile, presente quel Sì? blog? Sì, certo. Allora, io ho chiamato Bellissimo. questo progetto a come puntini. E quindi a tutti i miei ospiti, in relazione alla giornata, all'ora che abbiamo passato insieme, alla tua vita, a quello di cui abbiamo parlato, a quello che ti pare, io ti chiedo di dirmi una parola, con la A ovviamente, che ti ispira adesso. Quindi A come? Autostima. Autostima. E ti frego, ho già detta. Ci sta perfettamente, però... È scontato. no, è bella, è giusta, però siccome ho cercato di avere un titolo unico per ognuno e sono arrivato a 25, quindi la Quindi ne parola... devo trovare un'altra. Subito, ma ne devi trovare un'altra. Sulla... Ci riesci? No, è difficile, perché non sono... Autostima, anche un sinonimo di autostima allora. Ma tu mi dici con la A, se mi chiedi una parola Ci sto, senza sai quanti? la A, Ho guardato sulla Treccani, sai quante parole con la ci sono? 5340. sai che non avevo 3 cani a casa? No, lo su internet, manco io. L'ho trovato online. Con la A che possa essere tipo autostima. Sai cos'è? Come il gioco fiori, No, frutta no. e città. Sì, che fiori, quando frutta e poi città. chiuso il gioco ti vengono in mente tutti. Quando No. te la chiedono su dei piedi. Allora, No. prova a pensarti tutte le cose che sai fare e che ovviamente hai imparato. È una parola con la A che la riassume, che le riassuma. Le tue esperienze, cioè c'è molto Autonomo. autonomia, vero, ma c'è Autonomia, anche autoapprendimento, autoesperienza. È tutto auto, È perché tutto viene tutto da... Aspetta, ti voglio dall'esperienza. fare una domanda, perché presentandoti ho detto meccanica elettronica, ma questa è una domanda di curiosità. La meccatronica, che cavolo è? La meccatronica è il futuro delle auto, praticamente la meccatronica è l'elettronica applicata alle auto. C'è anche questa macchina. È Tu fai meccatronica? Assolutamente sì. Vero? Sto studiando molto sulla La meccatronica. stai studiando? E può essere un lavoro del futuro? È il lavoro del futuro, perché la meccatronica unisce la meccanica all'elettronica. Tutto schede, tutto Tutto centraline. schede, le centraline, ma va oltre. E poi su questo ti potrei raccontare un'altra cosa nuova, ma la lasciamo perdere perché durerebbe 2 ore. Ok. Ma che bello. Perché oggi c'è un apparecchio che si chiama il Speeduino, che è un Arduino, che è un computer programmabile. Speeduino? Sì, che praticamente sostituisce la centrina della macchina, però te la programmi in casa. No, vabbè. E finiamo qua, perché io e no, te lo so. Sì, però toglie lavoro ai meccatronici. No, anzi, aiuta i meccatronici, perché sblocca quelle che sono i blocchi della casa madre. Cioè te la fai tu, te la personalizzi tu la macchina, come vuoi. E la casa madre non fa niente per Non evitarlo? può fare niente Non può per fa- evitare. Ok. No. Meno male. No, meno male, perché ci sembra giusto anche che, no, ma poi che i questo meccanici possano questo continuare a è lavorare. esperienza, nel senso che comunque tu vuoi elaborarti la macchina perché vuoi fare anche delle gare in pista, non la vuoi usare per circolare e puoi fare un po' quello che vuoi con Speeduino. Ti dà la possibilità di crearti la tua vettura prendendo un qualsiasi motore e ok. crearti un telaio con una spesa irrisoria. E poi la meccatronica si unisce a quella che è anche alle auto puramente elettriche, perché anche l'auto elettrica, che è il futuro, perché ormai li stiamo andando, l'auto elettrica Tu vedi, ha anche vedi meccanica. Ok, Perché- fermati. L'auto elettrica tu la vedi come il futuro? No, Ecco. è un futuro obbligato per Ok. adesso. Ok. Però se vuoi fare una frittata devi rompere qualche uova, quindi per forza ci dobbiamo passare. Nel senso che questo step si deve fare, bisogna passare all'auto elettrica, anche se non la vedo sicura, perché voi che comunque
in caso di incendio quelle macchine non prendono fuoco e non si spengono mai, sono pericolose, vuoi che non ci sono abbastanza colonnine, hanno poca autonomia. Sicuramente in termini di prestazioni sono di gran lunga superiori alle auto a combustione termica, di gran lunga, però dobbiamo passare a fare quello step. Forse la condizione migliore è l'ibrido. E l'idrogeno non viene considerato? L'idrogeno è un problema. È un problema. Ancora Perché? oggi non c'è la tecnologia per sviluppare l'idrogeno, a parte che l'idrogeno è altamente infiammabile e pericoloso quanto il gas, però non è quello il punto. Il punto è che produrre l'idrogeno, a mio avviso, è ancora troppo caro. Poi ci arriveremo, perché comunque sempre con l'idrogeno si parla di Cioè il energia. motore idrogeno potrebbe essere il 2050 o qualcosa del genere? Oppure Ma sai che questa è tutta una minestrone che viene rimescolato continuamente, perché le batterie non ce le stiamo inventando noi, sono state inventate forse negli anni 20, ci sono stati dei prodotti negli anni 60 che sono stati tirati fuori, certo non avevano il litio, avevano il piombo, Certo. però comunque parlavano già all'epoca di tecnologia del futuro. Il futuro è quello che ci vogliono dare. Ok. Guarda come stanno devastando la nostra povera Sardegna con le pale eoliche e pannelli solari, e nessuno fa niente. E non ne abbiamo neanche bisogno in Sardegna di tutto quel kilowatt. Ma infatti non è per noi, è per Non è per esportarlo. noi. Ma guarda un po'. È una questione di denari delle 4 persone che comandano il mondo e via. Ciao. Però tornando al discorso dell'elettrico, tutto questo si svilupperà, si evolverà in un altro contesto. Una volta che tu costruisci una macchina elettrica, hai un motore, delle ruote, una centralina e delle batterie. Ora il problema sono le batterie. Se noi non facciamo questo step, questa tecnologia non può essere sviluppata e non possiamo trovare alternative di energia, di accumulatori di energia, perché non ci sono abbastanza fondi. Invece, creando un'esigenza, noi abbiamo la possibilità di far studiare le persone su questa esigenza, come quegli ingegneri che sono tra l'altro italiani, mi pare sono siciliani, che hanno fatto la batteria al sale. Al sale. La batteria al sale altamente performante, altamente sicura, non prende fuoco. E quello è il futuro. Ma li stanno, diciamo, Sì, ascoltando, aiutando? Sì, hanno avuto molti fondi, hanno fatto già un prodotto finito, li stanno già vendendo. Wow, Tempo al tempo. che meraviglia. Quello è il futuro, la batteria al sale, perché il sale non ci manca. Minchia, se non ci manca. Il sale non ci Nel manca. mondo non manca il Beh, sale. il litio, terra rara, è un un sacco di elemento problemi. che ha creato tante guerre, E crea Ucraina, tuttora. sta creando tutto. Ma il sale non ci manca, abbiamo un oceano. E questa tecnologia non è arrivata già ai cinesi o comunque a loro che credo sono di sì. subito Si chiama molto batteria allo attenti. stato solido e... Mm? Sì, credo che Lo sia sanno già. arriva tutto, allora arriva prima di noi. Esatto. Allora Scemi. arriva prima di noi, loro sono i numeri uno in assoluto. Non dobbiamo, gli abbiamo venduto la nostra esperienza, il nostro know-how, la nostra tecnologia, abbiamo chiamato loro per farci costruire le moto, tanto che MV Agusta si fa costruire le moto Ma lo so, dalla- ma sì. non solo loro, anche la Benelli mi sembra, o sbaglio? Benelli è cinese, È cinese, diverso, me è lo stata ricordo. acquistata proprio dalla A suo Cina. tempo, Però stanno sì. facendo dei bei prodotti. Sì, sì. All'EICMA È anche quest'anno, sai cos'è economici. l'EICMA? L'EICMA, certo che lo so. Ah. Cos'è l'EICMA? È la fiera, È la fiera del motociclismo italiano. italiana a Cioè, Milano, no, a giusto? Milano, la fanno a Milano, però è mondiale. E c'erano solo cinesi, praticamente. C'erano solo cinesi. Praticamente il 70% degli stand era occupato dai cinesi. Pazzesco. Ciccio, l'hai trovata la parola con A? Io ce l'ho. Ce l'hai, ansioso. Ansioso? No, è la tua parola, No. perché comunque tu sei stato un po'... Come antipatico. Ma che antipatico. Dobbiamo dotarci, come dice un mio caro amico, di una piccola pillola omeopatica di antipatia ogni tanto, ci vuole, no? Da dare agli altri. Sì, perché- c'è la parte di antipatia, te la tirano fuori. a volte te la tirano fuori. Come si dice? Yin e Yang, no? Sai, la sfera c'è. Yin e Yang, Yin sì, e il nero e il Yang. bianco e il nero. Ce l'abbiamo, un po' di bene Un po' nel di male, male. un po' di male nel Lì bene, potremmo entrare in c'è sempre. argomenti. C'è sempre, però sono tutte cose Guardati la belle. puntata con Antonio Palmas, molto interessante. Adesso Sì. vai sul canale, te la vedrai.
che tanto quando ci sarai tu Però questa sarà già parola- aperto. Auto? C'è auto. E poi Auto l'abbiamo già messo. tu sei un'auto? Autodidatta. Minchia, di brutto. Ti piace? O Sì, c'è qualche mi ha definito tuttologo, tuttofare. No? Io non so cosa scegliere come incipit. Autodidatta mi piace perché è vero, è Eh. vero, è vero. La vita è stata la mia scuola e tutte le persone che ho conosciuto Ti hanno dato maestri, qualche cosa, hai sì. imparato qualcosa. Io ho imparato da tuo di nonno? tutto. Da mio nonno, con mio nonno io i ricordi più belli Ma che della mia bellezza. vita. Ma che bellezza. Senti, ci dobbiamo lasciare. Io ti lascio con un augurio, perché quando mi hai parlato della metafora iniziale che hai utilizzato per i tuoi 50 anni, ci stavo ripensando un pochettino. Guarda, ti dico che io questa giostra continuerà a salire. Bravo. E Quindi divertirò. l'augurio- Bisogna divertirsi nella vita. L'augurio al Tutto prossimo- quello che si fa bisogna divertirsi, perché poi comunque la vita è un tiro di schioppo. Esatto. Cioè, purtroppo c'è poco tempo. E l'unica cosa che neanche per chi crede Gesù Cristo ci può restituire è il tempo. No, quello non torna mai. Nessuno. Quindi nella giostra metaforica tu sei salito nelle montagne russe, hai fatto il tiro al bersaglio, l'autoscontro, Ho fatto di tutto. di tutto. Di tutto. Quindi al veramente di prossimo gioco, al prossimo padiglione. C'è, magari non è stato ancora inventato. C'è già il padiglione. Quindi al prossimo padiglione. E questa forse sarà la più bella esperienza Eh. della mia vita. Poi telecamere chiuse non si può dire ancora Non si può dire niente. nulla. Anche se sta già funzionando molto molto bene, te ne parlerò. Però Ok. diciamo che, un piccolo spoiler, ne abbiamo parlato poco fa. Bravo, è vero, Ne abbiamo ma io non parlato dico poco quando. Però sarà l'esperienza più bella della mia vita. Te lo auguro. Per il momento, però poi. Bravo, poi cambierà. Ce ne Poi il sarà giorno ancora magari altro. arriva un Elon Musk e mi dice: senti, io stavo preparando il viaggio per Marte, vuoi salire? E ci vai, E ci secondo va, me a ci vai 80 di anni brutto. cosa te ne frega? Ma Che nulla, cazzo, io ma nulla. lontano da questo mondo si può anche fare, però è bellissimo. In tutti i casi questo mondo rimane stupendo, no? Meraviglioso. Meraviglioso. Grazie Robby, Grazie a te. grazie a voi. Ma che c'è siete la arrivati fin sigla, qui. c'è tutto. Alla fine c'è un po' di musichetta. Dai, bellino. No, la sigla Quando è vai in prima. onda, su che Ah, canale? su che canale lo vedete, lo dirò, ma tu andrai in onda non so quando, però entro l'anno. Mi sono posto Bene. l'obiettivo che entro l'anno chiudiamo la prima stagione. Perfetto, Ok. dai, adesso mi guardo le altre. Bravo. Poi ti chiamo e ti dico: no, non ti do l'autorizzazione. No, allora poi te lo faccio rivedere e me lo devi dare. Se state guardando ha dato l'autorizzazione, me lo auguro. Ok, benissimo. Ciao a tutti. Beh, allora salutiamo tutti. E io, Non so quanti sono. Tanti. 5. Ah, perfetto. Ciao. Ciao, grazie. a Fai tutti. stop. Faccio stop.